Sta venendo, fammi acconciare i capelli e fammi vedere chi è questa nuova fidanzata. Prego, buonasera. Aspetta, che è sto rumore? Vai avanti. Indietro. No Nino, questa è difettosa, valla a acconciare. Mamma, ma quelli sono i tacchi. Ah, scusa, non lo sapevo, io non sono abituata, uso gli zoccoli. Prego, accomodanzi. E me, dicimi un poco, come ti chiami tu? Rosaria, per gli amici Rosi, per mia mamma Rosina e per mio papà Rosetta. E Nino, tu come la chiami, scusa? Amore mio, a faccia do cazzo, hai capito tutto dalla vita. E scusa, quanto anno tiene? Mamma, parla italiano. Dico, tu quanto anno ha? Non ho capito. A wanda anno tieno wanda. Nino, ma che mi vuole dare tua mamma? Oh. Senti, di dove sei? Signora, sono del Piemonte. Allora posso parlare italiano? Sì. Quanti anni hai? 18. Come mio figlio. Signora, ci tenevo a conoscerla per farle i miei complimenti. Lo so di essere una bella femmina, me lo dicono tutti, per l'amor di Dio. Oi mamma, non ce l'ha con te. Non per me. E complimenti per cosa allora? Per vostro figlio, signora. Ah, per mio figlio? Ah, sì. È proprio un bravo ragazzo. Sì, questo è vero. Molto educato e molto rispettoso. E questo pure è vero. È un ragazzo di sani principi. E anche questo è vero. E poi è un grande lavoratore. E che se ne parla? In che senso? No, nel senso che una volta a settimana va a giocare la palla a pallone, una volta a settimana con gli amici a calcetto. Ah sì, ci sta. Comunque quando vuoi venire non ti far problemi, perché qua siamo tutti in famiglia. Qua sopra sta la zia, qua sotto sta la nonna e di fianco sta il cugino. Buongiorno, chi stia frato? Ho frato ragazzo. Allora Nino, tutto a posto papà? Ah, Nino è tuo padre? Eh sì, purtroppo non è colpa mia. Piacere. Piacere, Rosaria. Piacere, perché se poi piacciamo a tutti quanti, quindi è un piacere, perché se ci piacciamo a tutti quanti, quindi è un piacere. E Jenny, per piacere! Nino, io sono tuo padre, lo sai, i consigli che ti ho dato sono sempre stati ottimi. Non guardare la bellezza ostetrica, se poi è gelosa, oppure una sedia dietro la schiena, un piatto dietro la testa, perché l'amore è speciale, l'amore è come te lo posso dire, l'amore è come la pesca nel vino, l'amore è proto così e non la devi guardare, portala sotto la luna, il tramonto, non mi trovo, vabbè. E quello poi una cornetella ogni tanto scappava, o non vedi tua mamma ne sta piena. Ma piena di che? Piena di pazienza. Nino, la cosa essenziale è che mi ama. No. Il rispetto? No. La fiducia? No. E che deve tenere? Una cosa di soldi, ma i soldi sul telefono, perché quando uno deve chiamare è imbottante. Allora, parlando di cose serie, fammi capire, come vi siete conosciuti? Mamma, un sabato sera dentro la discoteca. Ah, perché va pure a ballare, Nino? Io, tutti i giorni, tranne il lunedì. Ah, e i servizi, non ne fai i servizi a casa? E chi ce l'ha il tempo? Io mi sveglio alle 2 del pomeriggio. Faccio 2 TikTok, mi trucco ed esco con le mie amiche. Complimenti a papà, sono orgoglioso di te. Complimenti. Che schifo. E scusa, non ho capito, non cucini a casa? No. E i panni non li lavi, non li stiri, niente proprio. E chi lo sa fare? Chi l'ha mai fatto? Oi Jenny, io questa non la vedo bene. Tieni, pulisciti le lenti. Grazie. Allora Nino, io ti parlo chiaro, non tengo peli sulla lingua e tu lo sai, questo a me non mi piace proto. Si sveglia alle 2, fa i TikTok, non sa lavare, non sa cucinare, non sa stirare, va a ballare. A me questa non mi piace proprio. Peggio di questa non la potevi trovare. Non ho capito che tenete da dire, signora.
È perché vicino a mio figlio ci vuole una femmina servizievola. Io sono la fidanzata, mica la badante. Senti, zoccolona, io a mio figlio l'ho cresciuto con le mollichine di pane. Zoccolona a me non mi ha mai chiamato nessuna. Nino, però questo io non me lo merito. Wow, bella, fai questo con tutti quanti. Toh, questo è l'ultimo. No, scusate, io non volevo e mi sento mortificanzi così, però non volevo, scusate, mi sento proprio, scusate, non volevo, che non volevo, dai, mi dispiace. Oh. Andrea, e tu che ci fai qua? E quella bella è mia sorella. E voi come vi conoscete? Come ci conosciamo? Noi ci siamo fatti tante di quelle canne insieme. Le canne! Ah! Wow, bella, solo l'odore ha fatto questo effetto. Allora è buona sta roba.